intervento sarà molto breve. Io non entro nel merito della legge urbanistica perché non sono qui a, diciamo, a rappresentare categorie o interessati come imprenditori e così via. No, sono qui invece come difensore civico a cui è stato rappresentato un problema e io ho promesso che me ne sarei fatto portavoce. Ho detto prima che l'urbanistica mi interessa, fatemi fare un po' di amarcordo, molti dimenticano che il primo decreto urbanistico, di normativa urbanistica, l'ho fatto io nel lontano 1968, cioè 60 anni fa, quando creai i famosi piani di fabbricazione comunali. Detto questo, fatemi fare questa piccola digressione, vengo al dunque. Allora, l'interesse che mi è stato prospettato è il seguente. Noi sappiamo tutti che normalmente, soprattutto in Sardegna, la maggior parte anche di impiegati, operai, eccetera, quando vanno in pensione tendono ad avere la possibilità di coltivarsi un orticello, qualche volta anche di avere una casa in campagna, forse perché dopo tanto lavoro è giusto anche che ritemprino le loro forze andando a respirare aria pura in campagna. Quando io ero assessore all'agricoltura, nel 2002, mi resi conto che c'era un pullulare di case coloniche finanziate dalla regione, disabitate, o meglio, probabilmente c'erano solo per mero divertimento dei titolari. In quel momento io proibì le case coloniche, non le finanziai più, però mi inventai, ecco perché arrivo al dunque, mi inventai i famosi vano appoggio. Che cos'era il vano appoggio? Una piccola costruzione di 30 metri quadri che doveva servire un po' per deposito attrezzi, un po' perché il pensionato potesse lì rifugiarsi in caso di pioggia, ma soprattutto serviva per dare la possibilità a quella persona di godere di una certa area salubre come quella che poteva essere data dalla coltivazione di un piccolo orto. Ora, la paura che mi è stata prospettata, ma forse l'assessore potrà anche assicurarmi che non è così, è che il vano appoggio non sia stato più previsto nel progetto di legge urbanistica. E la cosa mi meraviglia perché devo dare atto allo stesso onorevole Soru, quando ha redatto il suo progetto urbanistico, paesaggistico e così via, di aver stabilito giustamente che per crearsi una casa colonica in campagna bisognava essere imprenditori agricoli e bisognava avere un'azienda agricola. Giustissimo. Però, per la verità, lo stesso Soru ha previsto la possibilità del vano appoggio. Infatti la norma recita così, che ove l'attività venga svolta da soggetti che non hanno la qualifica di imprenditori agricoli e in assenza anche di un progetto di miglioramento fondiario è consentita la realizzazione di strutture di appoggio non residenziali di metri quadri 30. Questa norma, secondo me, dovrebbe essere reinserita nella nuova legge urbanistica, anche perché si tratta di una norma che risale appunto al PPR. Piuttosto l'amico Soru non se la prenda se ora dico che sono rimasto un po' meravigliato quando ha preso la parola e ha detto io non voglio vedere la campagna sarda disseminata di tante piccole case. Probabilmente ha anche ragione, ma se uno
viaggia, visita le campagne sarde, io lo faccio spesso come cacciatore, come ricercatore di funghi, per chilometri e chilometri non vedo anima viva e non vedo neanche edifici. Non è come nel Veneto o in Toscana dove è cosparsa di casali, di ville agricole e così via. No, qui abbiamo molto spesso il deserto. Allora io questa paura, che secondo me è un po' talebana, del consumo del suolo, mi sono domandato, ma un varo residenziale è di metri quadri 30. Supponiamo che in Sardegna ci siano 10.000 pensionati che vogliono farsi un varo residenziale. 10.000 moltiplicato 30 fa 30.000 metri quadri, che vuol dire che abbiamo tolto all'agricoltura 30 ettari su migliaia di ettari che esistono in Sardegna. La cosa mi sembra un po' mancanza di buonsenso. Ecco, io faccio un appello al buonsenso. È vero che c'è l'esigenza anche di non cospargere la nostra campagna di tante casupole, ma anche è vero che esiste questa necessità sociale di molti pensionati, soprattutto operai. Io ho parlato soprattutto con pensionati minatori, per esempio, che mi dicono: ma come, io ho un terreno? Perché diversamente succede quello che sta succedendo oggi, che lo fanno lo stesso. Io vedo la campagna già incominciare ad essere cosparsa di vecchie roulotte, di campane fatte di cartone o di chissà che cosa. Tanto vale che gliele lasciamo fare, regolandolo meglio. Magari possiamo obbligare il pensionato a fare l'orto. Altro che l'orto urbano, altro che... È stupido fare orti in città quando si possono fare fuori. Dico, alcuni vincoli si possono mettere, cioè l'obbligo di che lui faccia un piccolo orto, l'obbligo che sia magari un pensionato. Ecco, vogliamo riservarlo solo ai pensionati, va bene anche così, però questa esigenza sociale esiste ed io, come difensore civico, mi sono sentito in dovere di portarlo alla vostra attenzione. Grazie.